Ora la rubrica L'isola con Anilo Castellarin. Nell'isola del 30 novembre del 2011 avevo evidenziato le difficoltà in cui si stava dibattendo e costruendo ospedale di Bergamo, mettendole poi a confronto con il progetto del nuovo ospedale di Pordenone. Il costo iniziale previsto per quest'opera lombarda era di 340 milioni di euro. Il 5 maggio del 2005 era stato firmato l'accordo di programma tra lo Stato, la Regione Lombardia, il Comune e la provincia di Bergamo. La prima pietra era stata posta nell'autunno sempre del 2005. Il completamento del nuovo nosocomio era previsto per il 21 marzo del 2009, circa 4 anni dopo. Questi erano i numeri nel progetto esecutivo. Vediamo allora le cifre del consuntivo sia economiche che gestionali del nuovo ospedale di Bergamo dedicato a Papa Giovanni XXIII. Innanzitutto i costi sono schizzati alle stelle, sono aumentati di circa il 50% ed il costo totale così ha superato i 500 milioni di euro. Solo in queste prime settimane di inizio 2013 è stato completato e solo in questi giorni stanno spostando i pazienti dalla vecchia struttura in quella nuova. Per costruirlo e renderlo agibile e funzionale quindi ci sono voluti circa 7 anni dalla posa della prima pietra. E ora vengo a casa nostra, al progettato nuovo ospedale di Pordenone in Comina. Come noto, quando Tondo vinse le elezioni regionali nel 2008, stracciò il progetto di Illy che prevedeva la completa ristrutturazione dell'ospedale di via Montereale con la costruzione di 2 nuovi padiglioni. Il costo previsto allora era di 92 milioni circa di euro. Nel 2011 Tondo, durante la campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco di Pordenone, all'Hotel Moderno davanti a una platea entusiasta alla presenza del candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Pedicini, firmò un documento in cui garantiva l'impegno finanziario della regione per costruire in Comina il nuovo ospedale ad un costo previsto di 180 milioni di euro. Pedicini, nei giorni più caldi di quella campagna elettorale, mostrava orgoglioso la firma di Tondo su quel documento, dicendo carta canta, il nuovo ospedale si farà in Comina perché lo vogliamo noi. Il Messaggero Veneto intitolava "Trovati i soldi, li mette la regione nelle variazioni di bilancio entro giugno". Andiamo allora a vedere a che punto è l'iter progettuale a fine gennaio 2013 del nuovo ospedale in Comina. In questi 5 anni non è stato siglato neppure l'accordo di programma tra le istituzioni interessate, quindi siamo ancora lontani dal progetto esecutivo e dalla posa della prima pietra. Sul versante economico la Regione ha previsto per quest'opera 150 milioni di euro attraverso anche la cessione di nuovi mutui. E l'assessore alla sanità Luca Ciriani ha dichiarato che ora il costo del nuovo ospedale è salito da 180 a 274 milioni. Per cui mancano all'appello 124 milioni dal finanziamento previsto dalla Regione e che per scelta della Giunta Tondo saranno coperti con la finanza di progetto, cioè denaro di investitori privati che ovviamente dovrà produrre un ritorno economico a questi finanziatori. Ma in che modo? Ciriani ha giurato proprio qui a Telepordenone che i privati non gestiranno nessun servizio sanitario. A me pare francamente che le dichiarazioni di Ciriani nascondano un imbroglio per la sanità pordenonese. Ma è sul costo complessivo che mi voglio ricollegare all'ospedale bergamasco. Se per quella struttura i costi sono lievitati di circa il 50% nei 7 anni della costruzione, di quanto aumenterebbe dai preventivati 274 milioni l'ospedale in Comina? È facile prevedere che il costo finale reale potrebbe raggiungere una cifra vicino ai 400 milioni di euro. E in questo caso la Regione dove troverebbe le risorse mancanti, penalizzando ed impoverendo ulteriormente la sanità nel territorio pordenonese, oppure aumentando i finanziamenti privati? Insomma, da qualunque parte si guardi il problema, il progetto del nuovo ospedale in Comina voluto da Tondo ha delle grosse criticità, finanziamenti fumosi, costi alle stelle e tempi biblici per la sua realizzazione. Onestà intellettuale e responsabilità politica dovrebbe far cedere dal portare avanti questo progetto che io ritengo praticamente irrealizzabile, perché per chiunque vinca le elezioni regionali di aprile.
con i finanziamenti pubblici regionali già previsti si dovrebbe riprendere in considerazione il progetto di Illy. Si potrebbero così iniziare i lavori in tempi rapidi e consegnare l'opera alla comunità pordenonese con dei costi accettabili e tempi certi. Sarebbe la scelta più intelligente, onesta e politicamente più corretta da fare, ripeto, per chiunque vinca le prossime elezioni regionali. Ci rivediamo mercoledì prossimo.